Finisce in parità 1-1 la sfida dello Speroni tra Pro Patria e Lecco, secondo pareggio casalingo consecutivo dei Tigrotti in 5 giorni dopo quello col Trento. Partita che inizia in salita per i biancoblù con mister Prina costretto a ricorrere al primo cambio già dopo 12 minuti, dentro Ferri al posto dell'infortunato Brignoli. Nel finale di una prima frazione piuttosto equilibrata il Lecco sblocca il risultato con un tocco sotto misura di Ganz. L'avvio di ripresa però è tutto di marca biancoblù. Al settimo la Pro Patria pareggia con un gran tiro da fuori del giovane Ferri, migliore in campo, e 4 minuti dopo i Tigrotti vanno vicinissimi al 2-1 con un tiro a colpo sicuro del neoentrato Piu, respinto sulla linea da Celiac. Al 18° il Lecco resta in 10 per l'espulsione di Sparandeo, per lui rosso diretto per un brutto intervento su Pierozzi, ma la Pro Patria non riesce a sfruttare la superiorità numerica nell'ultima mezz'ora. Un'occasione sprecata per i biancoblù che faticano a tirarsi fuori dalla zona calda della classifica. Domenica prossima la squadra di Prina sarà ospite della Virtus Verona e tra gli altri mancherà anche Nicco, che era diffidato ed è stato ammonito oggi nel finale.